Il DNA è una prova molto... non si può cancellare, no? Se tu eri là in quel momento, spiegami perché. Se non me lo spieghi vuol dire che non vuoi parlare, che non vuoi dire il motivo valido. 35 anni dopo torna a chiedere la verità Gianni Fregonese, nipote di Sandra Casagrande, la 44enne barbaramente uccisa nella sua pasticceria di Roncade il 29 gennaio 1991. Ora per quella mattanza c'è un indagato, il 57enne Paolo Gorghetto, che all'epoca aveva solo 22 anni e abitava con la famiglia di origine nella frazione di San Cipriano. Ora l'uomo resta serragliato in casa a Cendonna di Silea, no comment, la linea sua e della difesa. Non rilasciamo dichiarazioni. Nessuna dichiarazione. No. Si è professato innocente. Sì. E questo mentre si attende un ulteriore riscontro da parte del RIS tra il DNA estrapolato dall'Università di Padova e quello rinvenuto in pasticceria. Il nome di Gorghetto dice poco o nulla allo stesso Fregonese, che a quei tempi rientrava a casa nel fine settimana e andava a trovare puntualmente la zia nel suo locale. Personalmente non ho mai conosciuto, dopo anche averlo visto nei giornali, la foto non l'ho mai conosciuto. Tra i ricordi dell'epoca ce n'è però uno nitido delle scritte apparse sulla porta di casa della 44enne nel periodo antecedente il delitto. C'era scritto "ti voglio" con la L e non la GL come la nostra grammatica prevede. Era scritto "ti voglio", quindi errore grammaticale, giusto? Sua zia era inquieta, era preoccupata. Sì, era molto preoccupata perché non era la prima volta che trovava scritte di questo genere. Lei pensava a qualcuno, ma non voglio fare nomi. Quel qualcuno era il sospettato di cui stiamo parlando in questi giorni. No, assolutamente, non era lui. Però è un elemento che deve essere ripreso in considerazione, questo della scritta, lei dice. Non si può riprendere in considerazione, non esiste più. Insomma, in questo capitolo che si riapre nulla deve rimanere in sospeso. Fregonese, che ricorda la zia come una donna stupenda e indipendente, parla anche per l'anziana madre Bianca, sorella maggiore della vittima, che oggi ha 102 anni. Per una vita anche lei ha chiesto giustizia, arrivando a scrivere direttamente al capo dello Stato. Ho sempre pensato che prima o dopo qualcosa doveva succedere ed è successo. Adesso speriamo soltanto che vada tutto a buon fine in un modo veloce